Amici, bentrovati in nuova puntata di Die Pro Die. Oggi parliamo di sicurezza stradale, ma parliamo delle gomme. Quanto sono importanti le gomme nelle nostre auto per quanto riguarda la sicurezza stradale? Ne parliamo con Luigi Serra, un nuovo imprenditore nel mondo delle gomme. Sì, la gomma e i pneumatici sono sicuramente importanti molto di più di quello che normalmente si pensa. In fin dei conti sono l'unica cosa che garantiscono il contatto al suolo del mezzo con l'asfalto. Ecco perché è importante, soprattutto prima di partire per le vacanze, fare una verifica, a prescindere dalla pressione delle gomme, che chiaramente con l'aumentare della temperatura va ad aumentare, quindi variano i consumi della gomma, varia la tenuta di strada della gomma, e quindi nel controllo generale, così come si fa il tagliando per olio motore e tante altre cosucce importanti, anche il pneumatico va controllato. Allora, noi lo vogliamo ricordare per chi si fosse appena sintonizzato, siamo con Luigi Serra che poi lui è il direttore di 2LS, che è uno dei nostri clienti, uno dei nostri sponsor della televisione, però la domanda che ti faccio, Luigi, è questa. Il mondo del pneumatico è cambiato, cioè cosa è cambiato da qualche anno fa a oggi? Beh, l'applicazione della tecnologia nella fase costruttiva dei pneumatici. I pneumatici sono più robusti, c'è più acciaio, ci sono delle mescole nuove, sperimentazioni che sono state fatte in Formula 1 e nelle varie categorie comunque delle corse. Ci sono delle componenti importantissime come il silicio, la gomma naturale, sono sempre più presenti. E del resto, dal punto di vista, questo non so se interessa agli spettatori, però ci sono sempre più sezioni, ci sono sempre più caratteristiche e le gomme sono sempre più specifiche per un tipo di asfalto, per un tipo di stagionalità rispetto al passato. Cioè, che differenza? Poi in questo momento stiamo vedendo dei tipi di pneumatici. Allora, innanzitutto il disegno. Il disegno può caratterizzare un pneumatico per la stagionalità, appunto, quindi più estivo oppure più invernale. La differenza sostanziale sta appunto nel fatto che quella invernale ha un tipo di disegno adatto per drenare immediatamente l'acqua. Alcuni pneumatici hanno anche una tecnologia 3D, nel senso che le scanalature non solo sono fatte per favorire l'evacuazione dell'acqua, ma sono fatte anche tridimensionalmente, cioè nell'intaglio ci sono tridimensionalmente altre lamelle che servono per smaltire l'acqua a diversi livelli all'interno dell'intaglio stesso. Quindi questo porta più sicurezza? Porta più sicurezza e porta soprattutto una affidabilità costante nell'arco della vita della gomma, cioè la gomma ha un'ottima tenuta nella fattispecie, stiamo parlando dell'inverno, quindi sull'acqua, sia quando è nuova sia fino diciamo, alla fine della sua vita, quando ormai è arrivata al tassello di consumo. Luigi, ma perché la scelta di aprire questa attività in un momento poi così importante, in un momento così di gravi crisi? Diciamo. Sì. Ma la scelta è coraggiosa, però è stata sicuramente ponderata. Senza nulla togliere chi è già presente nel mercato da anni, e tenendo presente che comunque chi lavora con me è nel mercato da anni, ed è ben conosciuto qua a Sassari nell'Interland, noi abbiamo voluto puntare e diversificare quelle che potevano essere le esigenze che ancora nessuno stava soddisfacendo, le esigenze dei clienti. Nella fattispecie molto spesso il cliente mira a un prezzo più basso. Noi vogliamo mirare e acquisire quei clienti un po' più esigenti, che magari gradirebbero un ambiente accogliente, parlo anche della clientela femminile. Ormai le donne iniziano ad essere specializzate nel settore, non capita ancora, ma un po' meno spesso che siano i mariti che si occupano a portare la moglie, cioè la macchina della moglie a controllare o a sostituire le gomme piuttosto che fare il tagliando. Le donne molto spesso sono più esigenti in tutti i settori. No, puoi, tranquillo. No, sembrerebbe una battuta detta così. No, non è una battuta, è, proprio... è la verità. Le donne sono più esigenti degli uomini? Sì, in assoluto sì, perché le donne hanno paura, no, a parte gli scherzi, le donne hanno paura di essere prese in giro. Quindi si informano prima. E ti controllano di più? E ti controllano di più. Meglio? Sì, meglio.
Ma scusa, ti faccio una domanda, siccome ho visto anche il tipo di aria, io mi ricordo una volta si andava dal gommista, ho i pneumatici che sono quasi a terra, adesso c'è l'azoto, ci sono vari tipi di aria, no? Allora, tutte le nuove applicazioni, le nuove tecnologie per quanto riguarda le gomme, i disegni, le mescole e le nuove applicazioni, le cose in più che sono servizi che può dare un gommista, sono servizi che sono stati sviluppati, diciamo, nelle categorie di corsa. Quindi l'azoto è una di queste cose, così come l'airbag è stato introdotto dopo che è stato testato al di fuori diciamo, dei consumatori normali, quindi delle auto normali di serie, così anche l'azoto e tante altre cose. Che differenza? Che differenza c'è? Allora, l'aria con cui si gonfiano le gomme normali è l'aria esterna, l'aria normale che respiriamo. Nell'aria ci sono diversi elementi presenti, ossigeno, azoto, anidride carbonica e l'ossigeno si porta presso l'umidità. Poi vabbè, altri elementi ma in piccola quantità che sono irrilevanti. Il problema dell'ossigeno, quindi gonfiare le gomme con azoto eliminando soprattutto l'ossigeno, significa gonfiare le gomme con un gas secco, inerte. Inerte sia perché l'ossigeno, come sappiamo bene, può essere conduttore, conduttore nel senso che può far sviluppare un incendio. L'azoto invece questa caratteristica non ce l'ha, ma soprattutto l'azoto non trattiene l'umidità, invece l'ossigeno trattiene l'umidità. Cosa ne deriva? Che al variare della temperatura esterna, in una gomma gonfiata con aria normale varia anche la pressione interna della gomma, quindi come la gomma si scalda, come l'ambiente esterno si scalda, la gomma va a dilatarsi. Invece con l'azoto noi gonfiamo le gomme ad esempio a 2,2 e quella pressione rimane costante sia al caldo che al freddo, sia appena accendiamo il motore e abbiamo fatto 100 metri anche dopo 100.000 km. Insomma, stiamo imparando cose nuove sulle nostre auto, sui nostri pneumatici e stiamo imparando cose nuove anche per quanto riguarda poi la sicurezza per l'appunto delle nostre auto. Ora farò una domanda molto importante a Luigi Serra, che tra l'altro è anche un amico. Luigi, sì. Questo è il momento forse più serio, no, naturalmente scherzo, il meno serio. Cioè, tu hai aperto questa nuova azienda, ti occupi di pneumatici, ormai stai diventando un leader nel settore qui a Sassari, ma fra un po' spariscono i pneumatici, ci saranno le macchine senza gomme, senza pneumatici, cioè gireranno, come si farà? Come si farà? Guarda, quando spariranno i pneumatici io sarò già in pensione. Oh, quindi è una cosa... Tu considera i telefilm degli anni 70, Spazio 1999, dovevamo andare, secondo le prospettive, a fare il weekend sulla Luna. Invece sulla Luna non ci torniamo da diversi anni. Meglio farsi il weekend sempre che ci siano mai arrivati sulla Luna. Quindi comunque questa evoluzione è un'evoluzione lenta. Io penso che le cose miglioreranno, cioè avremo sempre più tecnologia e sempre più sicurezza. Però da qui a eliminare i pneumatici, probabilmente guarda, nel futuro io vedo, posso azzardare questa previsione, poi magari sarò smentito fra 20 anni, fra 30 anni, ma chi se ne frega. Io prevedo più un uso dei mezzi pubblici, quindi sai, quei treni che galleggiano perché sono magnete positivo, magnete negativo, e non hanno attrito, insomma, prevedo più una cosa di questo tipo. Anche per evitare incidenti. Poi, ma noi scherzando e ridendo comunque siamo qua e cambiamo gomme. E cambiamo le gomme e servono, insomma, sono importanti perché l'evoluzione è sempre più avanti, se non si chiamerebbe sicuramente evoluzione. Però raccontami qualche altra cosa su questo mondo che non tutti conoscono. Beh, come dicevo prima, ci tengo a sottolineare l'importanza di un pneumatico con un gonfiaggio adeguato. Le indicazioni sono date dalla casa costruttrice dell'automobile, è dato anche dalla casa costruttrice del pneumatico, e poi l'importanza di controllare i consumi. Noi sappiamo benissimo il costo elevato per cambiare un treno di gomme. A noi ci fa anche piacere questo, però
Però detto fra noi si può risparmiare tenendo sotto controllo il consumo, quindi la pressione e tenendo sotto controllo anche l'assetto della macchina, cioè la geometria della macchina. E quindi chiudiamo proprio con questo, chiudiamo con un consiglio, vista ormai l'estate che è arrivata, un consiglio per gli automobilisti. D'estate cosa devono fare per essere più sicuri sulle proprie auto? D'estate giustissimo, immancabilmente fate il tagliando le auto, controllate olio, candele, chi ce li ha, filtri, però controllate anche i pneumatici perché come ho detto in apertura il pneumatico è l'unica cosa che ci tiene attaccati al suolo, quindi sicurezza in frenata, sicurezza in curva e viaggiate sicuri. Bene, noi ti ringraziamo, un ringraziamento naturalmente anche a voi che ci avete seguito fino a questo momento, viva la sicurezza, viva le nostre auto e mi raccomando quando viaggiate naturalmente rispettate i limiti e se andate in discoteca o da altre parti non bevete, mi raccomando. Grazie a tutti e viva l'auto.